Se poi dentro di uno strumento antico che tiene insomma 3.000 anni, su come anni di storia, questo è uno strumento a tre cannas, una zona una sempre un suono fisso, e l'altra due fonti due canne melodiche. Si sulla a sta sighia, però poi fai tutte le articolazioni e tenisi la possibilità di, grazie al suo fatto che due sarri fino, e su strumento praticamente tieni la possibilità di vai staccato, legato, di vai tutte le articolazioni possibili e immaginabili che commenti si suona solitamente e adesso è impossibile. È geniale come invenzione. Sono per la ricerca del bello, no? Boh, io sto cercando qualcosa che mi piace, poi quando l'ho ottenuta non mi piace più. Quando chiudo gli occhi e seguo la mia suonata, è come, nel senso, sparire da quello che mi circonda, entrare solamente in questa vibrazione che mi piace un sacco. Musica da faccio con su coro, non da faccio scetti, uno tra ballo, non reso, è obbligato, da faccio proprio mi dantendo. Preferisco suonarlo per i fatti miei, in una mesa, con altri suonatori, sino da Sebina, che suona Aici. Riuscire a fare un passaggio di un suonatore antico, oppure un passaggio antico proprio, e riuscire a riprodurlo, per me è una cosa stupenda. Fiore in sol, punto d'organo in sol, fiuto in sol, fiuto in la, punto d'organo in la, chi ce l'ha? Punto d'organo in là. Io ce l'ho uno, mi sa, da qualche Allora parte. prendilo. Mi ricordo, è la prima volta che avevo suonato in pubblico. Sono partito con il gruppo di Utah, potevo avere 14 anni, mi sembra, o 15 anni. A un festival CIOF, e mi sembra che in pubblico c'erano 5.000 persone, 5-6.000 persone. Ed era la prima volta proprio che mi esibivo con un pubblico così grande. Stavo tremando. Quando sono stato a Machu Picchu, allora mi sono portato lo strumento appresso in tutti i 20 giorni e passa, quindi c'avevo sempre questo tubo che spuntava sotto e sopra dallo zaino, scomodissimo, però sempre pensando alla suonata che avrei potuto fare lì in quella montagna. Poi la gente che c'era giù nei terrazzamenti
Inca che ci sono sotto il tempio, si è girata a tutti applaudendo. Ho detto ma da dove è spuntato fuori questo qui? E poi soprattutto la cosa più bella è stato l'eco che si è creato in questo spazio che era molto grande, quindi non mi immaginavo nemmeno un riverbero del genere. È come se le pietre alla fine rispondessero a questa suonata. L'esercizio c'è sempre, dintorni devi sempre provare per un risultato proprio de sorica de sa gente, poi che come ti dinara a cuddu, o mi indacca a te, o grassi si indaccata sui vicini, questi grassi si indaccata a finze su cani, e quindi tu devi sempre provare proprio per poter migliorare. Che sto cercando io, allora con questo strumento mio, che è il sorganetto, e questo devo rapportare sonata della unedda, e sonata si scaja, devo sto rapportare in su sorganetto. È una cosa abbastanza difficile, che devi ragionare in un modo, prima sul modo della unedda devi ragionare, e poi devi ragionare in sul modo del sorganetto, quindi devi rapportare, devi fare una trasposizione, una resa. Il rinnovato interesse dipende dall'interesse che si è creato anche nel folk, nella necessità di avere molti suonatori che accompagnino i gruppi, da un avvicinamento di nuovo alla tradizione, che prima era visto un po' forse snobbata, non era visto, nel senso adesso non si è più prevenuti come prima quando si parla di folk e di tradizione sarda. Spero che prima o poi diventino uno strumento che suoni in una suonata nuova, fatta per la uneddas da capo, totalmente diversa dai contesti tradizionali. Non perché il contesto tradizionale sia una strada da abbandonare, ma perché è necessario staccarsi completamente da dei moduli folk che tengono tarpate le ali a questo strumento.
da una cosa che magari ho 2 o 3 volte, nel senso la costruisco io e mi costa poca fatica, e ricevo un oggetto che non so costruire, non troverei mai e pagherei un sacco di soldi. Quindi sì, molti strumenti li ho ottenuti proprio tramite scambi. Questi ragazzi sono, li chiamo figli della crisi, perché se avessero avuto un lavoro a 20 anni oppure avessero continuato a studiare, lavorando non avrebbero dedicato tutte quelle ore allo studio delle Leonidas. E sono stati a casa a suonare ore e ore e ore e sono diventati dei maestri, cioè si vedono le ore che hanno studiato. Si vede nel movimento delle dita, nella suonata, conoscono a perfezione le suonate tradizionali di tutti gli strumenti. Per uno che suona le Leonidas è fondamentale il lavoro che fa, perché se impasta cemento tutto il giorno lo sente, se invece guidi le mani non si sciupano, dai. Di Leonidas non vivi e quindi ti devi cercare un lavoro che però, e secondo che lavoro fai, appunto ti rovini le mani. E qua a casa mi prendono in giro, ti rovini le mani, i calli. Ma voi non lo sapete cosa vuol dire stare tante ore a provare una acciaccatura, a provare alcuni passaggi, e ti esce, poi magari fai uno sforzo con la mano, che ne so, vai a tagliare legna e la senti la differenza poi. Tutte le ore che avevi speso per farti uscire quell'acciaccatura, te le sei bruciate con una sera magari motozappando. Le Leonidas non ti daranno mai quella sicurezza economica di farti una vita, una casa, cioè non te la daranno mai in mutuo, sono delle Leonidas, ma chi sei? Scetti con il Leonidas come ci siamo noi, secondo me non si può vivere. Chi non si fa famiglia, ma manca di sta solo, non ci da fare. Con il problema che ci funti noi, non fai. E tocca studiare e tutto. Imparano un mestiere e poi manca questo bene da pustisi. Glielo si augura che lo trovino un lavoro, si sistemino, mettano su famiglia, però ne va delle Leonidas, ne va del loro studio per le Leonidas. Sì, sarebbe veramente che ci fosse un'istituzione che istituisse proprio la figura del suonatore di Leonidas come mestiere, come scopo di vita, come fanno i ricercatori, c'è uno stipendio, un modo che ti permetta di vivere la tua vita da suonatore, che non devi andare a guidare un pullman per suonare le Leonidas, perché quello sta togliendo cose alle Leonidas, sta togliendo maestro alla società. Una volta che questo è chiuso, allora può partire questa cosa. Va bene? Allora inizia con questi esercizi. Piano piano, passaci via. Ciao, sono il basso. Tienilo così. Giralo verso di me. Questa è la posizione corretta. Ok, fai questo. No. Un po' di tempo fa ho fatto lezione a questo californiano e in Sacramento viveva questo qua. E gli ho fatto lezioni su Skype. Un casino, Cristiano tradotto in inglese, non ci comprendeva un casino. Comunque sia, il fiato continuo sono riuscito ad insegnarglielo. Sono riuscito ad insegnargli anche le prime cose dello strumento. Poi quando ha iniziato a vedere veramente che cosa era suonare le Leonidas, non si è più fatto sentire questo qua.
Non mi hanno mai bocciato sino alla terza superiore, però cioè, non ero fatto per la scuola, cioè, ma tuttora mi piace uscire, io studio solo la UNED, ma chiedetemi di studiare storia, geografia. Quarta superiore avevamo cominciato a lavorare, cioè, come manovale avevo mollato gli studi proprio. E me ne sono pentito anche perché prima non lo capivo l'importanza della scuola, di un diploma, più che della scuola. Di un diploma, perché cioè mandi curriculum, però non ti considero. Infatti ho fatto l'anno scorso e quest'anno alle serali. Infatti quest'anno mi diploma, speriamo. La festa di fine anno non la fate già? La festa di fine anno non la fate? Se ci mettono all'esame festeggiamo. E che sigla canta? Anda bene tutto. Sì. E tu cosa stai cambiando? Nulla, solamente. Vendo su industriali, sa scuola Scanua in Pauchi. Mi piaceva all'inizio, poi appunto cominciavo con questa musica vera e propria, quindi cercavo si potrà ballo una reuso e a suonare, pagavo di un comitato, sempre. E tanto su, appunto, vabbè, punto in sa musica, puntavo su sa musica e infatti poi abbandonato questa scuola. Se no puoi fare quello ta da di da da da. Qual Con quei tutto con questa. Tan di da da da. Tutto con questa, boh. Con questa chiave torna. Chiudi su questa. Su quella. Fai quella prima e entra in questa. Quella prima di questa è da. Questa scuola è responsabilità di intiteni in me, da devo sto mangiando di una pipia che ha fatto un disegno, una vicenda che disegna benissimo, e narrata che ha avuto una scuola a legge, ha fatto una specie di vignetta con questa scuola a legge, poi un video variato non va a bergoncia, un video fa i biri, ma probabilmente non è che questa scuola sia a legge e che questa scuola è legge a voi, cioè non ha risposto alle esigenze che dai tu. Una scuola completa, una scuola diciamo che abbia un approccio olistico all'apprendimento, almeno fino a tutta l'adolescenza, è una scuola che fa scoprire tutte le tue parti. Ecco, la scuola italiana è un po' monca, ti fa scoprire alcune parti e lascia in disuso o lascia ai margini delle altre parti, e la musica in particolare è stata lungamente lasciata ai margini, nonostante che vi fosse questo corpus molto forte. In poche parole, in sardo, di davanti scrammentai la scuola. Ci devono essere attività che invogliano i ragazzi. Cioè, se un ragazzo le mette a fare 3 ore di italiano o magari 2 ore di topografia,
Cioè, sei 5 ore seduto tutta la settimana e non c'è magari un qualcosa che ti invogli. Là, oggi entro perché mi faccio tutta la giornata contento, magari mi fanno fare un'ora, non lo so, per esempio di musica sarda. Per esempio a me piace, magari un altro, non lo so cosa gli piace, il pianoforte. Fategli fare il pianoforte, un altro magari dategli mezz'ora, un'ora per disegnare. Sono buone perché, hai visto, hanno preso già le frutta. Ci sono tutti i trancetti che ti segnalano che le matura più di un anno. Queste hanno più di 2 anni. E è matura, questa rimane buona. La fai stagionare lentamente, un po' all'ombra e poi un po' di sole. Un minimo di insegnamento a scuola bisognerebbe darglielo. Vuoi che imparare il fiato continuo? E dare il fiato continuo. Una processione? Va bene, una processione. Dico una cosa minima. Non dico che tutti debbano diventare grandi maestros, però almeno ho capito, tutti sanno fare qualcosa. Perché mi dovete insegnare il flauto? E non mi fate fare la processione con le launeddas? Al di là delle scuole, comunque ci deve essere un qualcosa che anche nel conservatorio, un filone dedicato alle tradizioni, comunque allo studio degli strumenti sardi tradizionali, in particolare le launeddas, perché sono affascinanti tutti gli altri strumenti sardi, però le launeddas hanno quel qualcosa di arcaico che non hanno gli altri. Le launeddas contenevano all'interno tutte le contaminazioni che ci sono state nel Mediterraneo. In Sardegna, unica regione d'Italia dove il tasso già è più alto, dove c'è un rialzo della dispersione scolastica. Se mi si chiede basta questo, cioè basta che ci sia, diciamo, un'adesione alla cultura sarda per uscire fuori dalla dispersione scolastica di massa, che è un dato, come abbiamo visto, particolarmente critico della Sardegna, ecco, dico di no, anche perché la mia è una prospettiva, come si usa dire adesso, glocal, nel senso che ci vuole una forte identità locale, una consapevolezza del posto da cui si viene, delle sue molteplici ricchezze in termini culturali, anche apprenditive, e però poi bisogna guardare il mondo, bisogna non solo sapere l'italiano ma l'inglese, possibilmente l'arabo, possibilmente il cinese. A me da piace a ampliare in musica e mancare di ballare proprio con sa musica, una cosa che mi piace. Quindi per me adesso è una cosa, un traguardo bello. Devi studiare musica e devi studiare altre cose. Cioè, devi essere una persona curiosa, si può confrontare con il suo mondo, perché poi questa competenza tu la poi si spendi confrontandoti impari con i altri. Cioè, durante sono un festival internazionale, perché sei super bravo suonatore della UNEDAS, però fai sempre questa figura di suonatore della UNEDAS, cioè non puoi regionale, devi avere un'altra cosa, ti dio canta il gusto e si accabao, non puoi dessa ici, devi dessi che tu invece ti confronti a sapere con quali sia la persona che si occupi di musica.
E poi tu fai su tu, e magari lei non fai questa figura tua, tu credo che la fai, si scaviano a tutti. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Fuori di Sardegna non mi agattai. Come ti nari su non può disprezzare, non mi agatto un castello, figurati che mi agattai in fuori di Sardegna. E cioè ne manco non ci penso mai. E adesso una cosa legge per me, a mi andai proprio dessa persona mia, adesso luogo mio. Però secondo adesso come chiama la vita, sia da po' di pure fai, ma no, per me non ti tengo manco sta minima attenzione. Mi diploma a luglio, io se non trovo lavoro, sono costretto a partire. Cosa faccio qua? Vivo ancora a casa dei miei genitori, aspettando l'accordo, aspettando che la Sardegna si sveglia, ma le istituzioni, così come dicono delle launedas, facciano lavorare a tutti, meritocrazia, queste cose non ci saranno mai.